pomeriggio e bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buongiorno. Bentornato. Allora, partiamo da un'importante novità legata alla festa di Sant'Agata a Catania, ne abbiamo parlato stamane nei nostri telegiornali, i commissariati, i circoli e le associazioni agatine. L'arcivescovo in una lettera ha parlato di nessuna sfiducia, ha detto è solo il desiderio di ricominciare. E ci saranno poi, ha spiegato, soci di devozioni e soci effettivi. Ma vediamo un po' meglio con un servizio, poi lo commentiamo, sindaco, se lei è d'accordo. È una novità importante, circoli e associazioni agatine azzerate. Con una lettera datata 1 novembre, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha deciso il commissariamento del sistema sociale che ruota attorno alla festa della patrona di Catania. Nessuna sfiducia, spiega Renna, ma il desiderio di ricominciare nel segno della fede e della formazione cristiana. Coordinatore dei circoli e delle associazioni sarà il parroco della cattedrale Barbaro Scionti, che spiega la novità del prossimo tesseramento. Le associazioni da sempre sono state luogo e occasione per tanti di aderire soltanto per devozione, semplicemente e sinceramente per partecipare alle processioni, indossare quella coccarda, e questo è un segno semplice che non ha nulla di riprorevole, anzi una cosa bella, ci si sente legati in questo modo a Sant'Agata. E questi sono tutti soci. La differenza tra soci di devozione e soci effettivi è semplicemente questo: dare la possibilità che il governo di queste associazioni appartenga a quanti davvero l'associazione la vivano. Ci sarà anche un registro delle presenze. I soci effettivi sono tenuti a partecipare alle iniziative in modo continuativo. A loro sarà consentito un massimo di 3 assenze. Un nuovo inizio per marcare in maniera radicale la differenza tra chi il sacco lo indossa una volta l'anno e chi testimonia giorno dopo giorno la fede a Sant'Agata. Beh, un provvedimento importante, è vero, sindaco? Un provvedimento coraggioso, coerente con l'immagine che già Monsignor Renna ha voluto dare di sé, cioè dire il grande padre della comunità religiosa della città. Peraltro aveva più volte insistito sull'importanza della catechesi e quindi del fatto che ci si sentisse, si professasse la religione e non si predicasse solamente. Quindi il fatto di chiedere che vi sia una maggior pratica di ossequio e valori cristiani credo che sia poi la premessa perché tutto questo abbia comportato a questo rivoluzionamento, ma che tale appunto non deve essere inteso. Si sta dando un focus principale a chi comunque partecipa maggiormente alle attività religiose e quindi le attività in chiesa a servizio non solo di Sant'Agata ma della comunità intera, e coloro i quali invece sono un po' più assenti comunque rimarranno soci, quindi credo che sia un atteggiamento assolutamente condivisibile. Il Comune di Catania nella gestione della festa di Sant'Agata e comunque come dire, atteggiamento nei confronti della patrona ha un ruolo importante. Assolutamente, noi siamo soci laici attraverso il Comitato per le festività catine, esatto. Ma chiaramente non veniamo coinvolti in questo genere di scelte. No, queste riguardano esclusivamente l'arcivescovo. Bene, adesso parliamo invece dell'amministrazione. Ci sono volti nuovi in giunta, ne abbiamo parlato nei TG. Il cosiddetto rimpastino è diventato realtà, è cambiata la squadra di governo, senza entrare troppo nei dettagli. Quanto peserà, sindaco, l'assenza di Sergio Parisi, che aveva tra l'altro un'importante delega alle politiche comunitarie, che significava anche finanziamenti, fondi per Catania? Ma Sergio Parisi comunque è una persona di sicura esperienza e competenza che ha fatto tantissimo, ma che sono certo mi rimarrà accanto in qualche modo. Peraltro per la sua postura aveva sempre voluto condividere con me ogni genere di scelta sulla programmazione e quindi in ogni caso io sono informato dei singoli passaggi, per cui diventava conseguenziale
che io trattenessi le deleghe delle politiche comunitarie, che il braccio programmatico e dei lavori pubblici, che è quello esecutivo, in capo alla mia persona. Sta avvenendo questo, non ci sarà alcuno scossone, quel che alcuni chiamano rimpasso è un semplice avvicendamento fisiologico in politica. Sarebbe un problema nel caso in cui significasse anche una rimodulazione dell'azione amministrativa, ma quella non cambierà di una virgola rispetto al passato. L'impronta è quel che abbiamo sempre dato e continuerà a essere quella. Chiaro, ha già pensato in che modo Parisi potrebbe rimanerle accanto? No, ne stiamo parlando, vediamo un po'. D'accordo. Incontri istituzionali e non solo per fare risorgere le ciminiere, naturalmente devastate, come purtroppo sappiamo, da un incendio che ha ridotto in fumo 2 sale congressuali, un pezzo praticamente di storia di Catania. Ballano tanti milioni di euro per la ricostruzione e da stamattina abbiamo appreso di un emendamento all'Assemblea regionale siciliana a firma delle deputate 5 Stelle Marano e Adorno per un contributo da 10 milioni da destinare alla città metropolitana di Catania per ricostruire il centro fieristico. Che gliene pare? È stato già inserito in finanziaria un contributo di 1 milione. I deputati della maggioranza hanno chiesto che diventi di 5 milioni, i deputati Marano e Adorno hanno invece aumentato questo plafond come richiesta. Tutto è ovviamente benvenuto. Io questa mattina ho sentito il Presidente Schifani chiedendogli di fare un passaggio col direttore alla programmazione Falgares per verificare se riusciamo in qualche modo a inserirci nell'FSC e avere l'intera somma da questo fondo di sviluppo e coesione. L'intera somma? 17 milioni. 17 milioni. 17 milioni, quindi. Bene, il Comune intanto ha avviato un progetto per la mappatura delle caditoie, ne abbiamo parlato più volte, ma io la faccio terra, anzi caditoia, finalmente eviteremo che quando piove le strade si trasformino spesso e volentieri in fiumiciattoli, diciamo così. Assolutamente no. No? Ah! Perché, come abbiamo più volte detto, ma è giusto ricordarlo, le caditoie non sono connesse a un sistema di smaltimento delle acque piovane, sono caditoie a perdere nel terreno sciaroso, il che significa che per effetto di grandi piogge comunque l'acqua poi finisce per riaffiorare. Naturalmente questo ci consente di essere più efficienti rispetto alle piccole piogge, rispetto a quel contenuto d'acqua che può essere smaltito dalle caditoie, perché attraverso questo sistema avremo modo di misurare l'eventuale otturazione delle stesse o altri fatti che incidono sul loro funzionamento, ma comunque ci consentiranno anche di sondare quali sono quelle che più di altre possono consentire il deflusso dell'acqua e altre su cui bisogna intervenire in modo più radicale, in attesa poi che si faccia questa benedetta rete di connessione, ma che in qualche modo deve essere realizzata assieme al commissario per la depurazione, e quindi non è una cosa a brevissimo termine. Non è quello che dobbiamo fare. La gran parte delle acque che noi avvediamo a Catania sono peraltro effetto della mancata realizzazione dei cosiddetti pettini nei comuni limitrofi a Catania, quindi fino a quando non ci sarà un intervento sulla parte pedemontana è chiaro che qualunque intervento noi compiamo in città non sarà mai risolutivo, però da qualche parte dobbiamo cominciare. Perché quello vuol dire che scendono giù verso Catania. Perché la mappatura? Che mancava quindi una... Sì, mancava la mappatura, mancava soprattutto la capacità anche di verificare quanto materialmente riuscisse a far defluire quella singola caditoia. Ultimo argomento per questa prima parte è la viabilità e soprattutto un alert traffico al Policlinico che ci sarà domani. Domani si prevede un importante afflusso di studenti perché parteciperanno, il nostro in bocca al lupo a tutti loro, al test di medicina. Quindi solo alla Torre Biologica andranno 2000 ragazzi, molti altri alla Cittadella, questo determinerà una congestione. Ieri mi ha avvisato il magnifico rettore, oggi il nostro vicecomandante della Polizia Locale è andato a parlare al rettorato con gli esperti dell'università per individuare delle soluzioni. Ovviamente la più facile che mi viene da suggerire: evitate di prendere via Santa Sofia come strada di collegamento fra il nord e la città, almeno per domani, perché a noi interessa che non vi siano inconvenienti per
per il flusso di traffico delle ambulanze. Quindi Complicata la cosa più comunque, si importante. preannuncia la Quindi giornata, è una giornata molto complicata, si pronuncia molto complicata. Noi siamo intervenuti in quest'ultima fase, ci saranno delle pattuglie a regolare il traffico, ma certamente ci sarà una forte congestione. Grazie anche per la sua chiarezza e la sua sincerità. Sindaco, noi ci fermiamo per una breve pausa. Vi ricordo che è il momento dei vostri WhatsApp, brevi se possibile, non per altro, ma perché così ne possiamo leggere di più e ci stanno dentro lo schermo. 342 74 55 005 è il WhatsApp e poi la mail, tutto unito, ve l'ho detto tante volte, Sicilia24Focus, @telecolor.it. State con noi, vi aspettiamo. Grazie ancora al sindaco che rimane anche dopo la pubblicità. A più tardi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Tocca a voi adesso con i vostri messaggi e le vostre mail. Vediamo se dalla regia ci danno l'ok per il primo. Come no? Egregio sindaco, il parcheggio selvaggio di auto e moto impedisce la fruizione delle strisce pedonali e delle scivole per disabili. E questo ascoltatore, ascoltatrice dice un esempio eclatante è in Piazza della Guardia. Ha assolutamente ragione. Noi effettuiamo dei servizi con la polizia locale, ma chiaramente spostandoci su tutta la città non possiamo controllarla interamente. O noi proviamo a cambiare il modello di rispetto delle regole e soprattutto prima ancora delle regole degli altri concittadini, oppure è chiaro che non potranno mai bastare neanche 10.000 vigili urbani. Laddove vediamo macchine sulle strisce pedonali o sui marciapiedi siamo ancora più inflessibili, siamo ancora più rigidi. Abbiamo avuto in questi giorni un calo di efficienza perché sono mancati i carri attrezzi della MTS perché erano tutti quanti in manutenzione, ma dovrebbero essere restituiti da un giorno all'altro. Però su Piazza Santa Maria della Guardia in effetti dobbiamo accendere una lampadina perché non è la prima volta che mi viene sottopongono. segnalato. Sì. D'accordo, molto bene, è importante questo messaggio che ci ha appena mandato. Vediamo un altro. Buon pomeriggio, vorrei chiedere al nostro sindaco quando è prevista la fine dei lavori in Corso Sicilia e cosa prevedono? È una bella domanda questa, che in effetti... Allora, la fine dei lavori da cronoprogramma dovrebbe essere marzo 2026. Marzo. E prevedono questa aiuola nella parte centrale per una larghezza di 2,70 m con un nuovo sistema di illuminazione e quindi un'intera riqualificazione. Quindi dove noi ora passiamo con le auto, con i motorini eccetera, lì sarà l'aiola. Esatto, qui ci sarà questa grandaiola e ci saranno poi le corsie laterali che non saranno più 2 per carreggiata. Quindi adesso non ricordo esattamente cosa prevede quella parte di progetto. Quello che posso dire è che però immaginiamo di realizzare un'opera che dia maggiore decoro alla strada e che assieme al nuovo parco di Piazza della Repubblica, che sarà meraviglioso, siamo certi che creerà le condizioni anche per contagiare prassi positive ed evitare tutta quella sporcizia frutto di degrado che molto spesso abbiamo visto sotto i porti. L'autostrada rimarrà con i porfidi. Interessante anche questo. Grazie, vediamo se c'è ancora un messaggio, un WhatsApp vostro. Buongiorno direttore, buongiorno sindaco, buongiorno. Albiano e Mario Rapisardi, abbiamo bisogno della corsia preferenziale BRT. Chi è BRT? C'è il progetto o no? È il sistema di collegamento con il trasporto pubblico locale su linea dedicata. Questa è una buona domanda. È un'ottima domanda, il problema è che questa costituisce una delle tante questioni focose gestite dalla politica nel contatto con i territori, perché il BRT2 secondo me è indispensabile per una maggiore efficienza del servizio. Nello stesso tempo chi si oppone, mi rendo conto, lo fa perché ci sono una serie di esercizi di prossimità che potrebbero essere penalizzati dalla realizzazione del BRT, ma come sempre dico io, gli esercizi di prossimità non possono sopravvivere grazie a quelli che posseggiano in doppia fila, e siccome la BRT andrebbe solo a limitare la possibilità di parcheggiare in doppia fila,
io vorrei che ne parlassimo, non temo di farcela nei prossimi mesi, però dobbiamo fare un dibattito pubblico ancora una volta, perché ho bisogno di sentire residenti e operatori, perché ci confrontiamo, perché ci si possa confrontare per capire cosa è avvertito con maggior urgenza da chi sta lì. Sopravvivere in queste condizioni oppure cercare di andare verso una nuova idea, verso un nuovo piano della strada che prevede appunto il passaggio di autobus con maggior frequenza e che quindi consentirebbero di evitare di prendere l'auto privata. E questo è molto interessante, l'idea che ha lanciato qui dell'Assemblea Pubblica, naturalmente quando poi si concretizzerà la seguiremo, ma volevo solo sottolineare una sua osservazione, che poi in realtà questo per ora significa soltanto parcheggio in doppia fila, non c'è altro. Sì. Purtroppo è così, e questo un poco mi dispiace anche nei momenti in cui certe scelte vengono ostacolate dalla richiesta di consentire una condizione di non conformità all'ordinamento. Potremmo dire andiamo avanti a tutto spiano, però sapete, in quel contesto, quando una nostra scelta rischia di ripercuotersi negativamente su chi esercita l'attività e quindi su decine e decine, centinaia diremmo di attività e conseguentemente di famiglie, è giusto che il percorso sia quanto più condiviso possibile. Bene, molto interessante, seguiremo questo incontro. Appena asfaltati 10 metri di via D'Annunzio, angolo Vittorio Veneto, tombino incluso, totalmente chiuso, ma se fai il controllo di come vengono eseguiti i lavori, dice che c'è un tombino che è stato asfaltato. No, ha fatto bene a segnalarlo, adesso verificheremo. No. Ecco, via D'Annunzio, angolo Vittorio Veneto. Grazie anche per questa sua precisazione, segno il suo impegno, sta prendendo nota nel suo telefonino. Nel frattempo, non so se la regia è d'accordo, potremmo avere un altro messaggio. Eccolo qua. Signor Sindaco, come mai la strada di via Passo del Fico, zona Maas, l'illuminazione è accesa a metà? Altra osservazione precisa. Lì dice via Passo del Fico, zona Maas, l'illuminazione è accesa a metà. Non lo so. Non lo sa neanche lui, quindi bisognerà verificare. Non so neanche se si riferisce alla nuova illuminazione, che già è un fatto molto importante, di cui non abbiamo parlato, però era da tempo che si chiedeva questa illuminazione, da anni che si aspettava, quella che porta al MAS, quindi non so se si riferisce a questa, ed ho bisogno di capirlo per comprendere se è competenza del Comune o di Città Metropolitana. Ma in quel caso significherebbe che è una fase di avvio? È possibile anche, possibile. È anche possibile, non lo so. Andiamo avanti, ancora altri messaggi. Che lavori stanno facendo in piazza Gaetano Marletta? Si firma così il signor Caruso Antonino. Che stanno facendo, Sindaco? Mi sfugge quale sia piazza Gaetano Marletta. Qualcuno ci segnalerà casomai questo. Ce lo segnali lei, signor Marletta, con un altro messaggio se facciamo in tempo. Vi ricordo intanto, come vedete sulla destra del vostro schermo, però se mi sfugge evidentemente non so che lavori stiano facendo, quindi è probabile che non siano lavori del Comune. Perché questo è... Sì, perché diciamo che conosco un po' tutti i lavori del Comune, a meno che non siano lavori di piccola manutenzione o lavori che stiano seguendo Enel o altre aziende che devono realizzare sottoservizi, non saprei rispondere, ecco. D'accordo, grazie. Signor Sindaco, buongiorno. Abito al villaggio Sant'Agata, in una via piccolina dove specialmente con gli scooter corrono e si impennano, anzi impennano. Si potrebbe fare qualcosa? Questa via è villaggio Sant'Agata, sì, una via piccolina, dice. Se non ci pensano coloro i quali sono autori di questi scorribanti diventa difficile che ci possiamo pensare noi. Per quello che dicevamo prima, è impossibile pensare che si possa garantire il controllo di tutto il territorio, dobbiamo cambiare testa. Non vuole essere una giustificazione, però io credo che i cittadini abbiano modo di apprezzare lo sforzo che stiamo compiendo per dare una città nuova, con tutti gli interventi che stiamo eseguendo in tutto il tessuto cittadino.
lo facciamo nella speranza che a quel punto il senso di rispetto che l'amministrazione rivolge alla propria comunità venga ricambiato da un altrettanto rispetto che la comunità deve rivolgere non all'amministrazione ma agli altri concittadini. Ogni persona che impenna, ogni persona che corre sa che mette a repentaglio l'incolumità di un bambino, di un ragazzo, di un anziano, di una persona con disabilità, oltre che di se stesso. Però a un certo punto, se volessi essere cinico, direi che causa del suo mal pianga se stesso, ma non lo sono. Dobbiamo anche pensare a garantire l'incolumità degli imprudenti, ma innanzitutto pensiamo a quello che possiamo fare agli altri, oltre che quella che possiamo fare a noi stessi. Grazie. Ancora altri messaggi? Quando termineranno i lavori? Siamo di nuovo a Corso Sicilia. Qua aggiunge il nuovo parco di Piazza del Che lei ha appena finito di elogiare. Perché non vorrei adesso allargarmi, come si suol dire, prima della sua esecuzione, ma secondo me verrà appunto straordinario. Perché? Ma perché verrà tutto quanto un nuovo parco, è tutto quanto una nuova area verde che veramente stravolgerà il contesto in cui si viene a insediare, perché diventa una più piccola Villa Bellini, tutta quanta alberata, tutta quanta piantumata e quindi con una forte riduzione della temperatura, con una forte possibilità per anziani e bambini di poterla vivere. Rispetto a Piazza Turiferro ci saranno giochi per i più piccoli, quindi è un diverso modo di interpretare quella piazza che prima, ricordiamo, era solo culla di degrado, non c'era niente, c'era il cosiddetto muro della vergogna, così i residenti chiamavano il muro su via Ventimiglia. Adesso verrà un piccolo gioiello, però non corriamo troppo. Riguardo a termine di ultimazione dei lavori, mi sembra che sia o prima dell'estate o subito dopo l'estate 2026. 2026. E anche su questo ci tengo, perché ogni volta che presentiamo l'inizio di una nuova opera, certo, ora chissà, ci vogliono anni e anni e anni. Abbiamo parlato di Piazza Turiferro, l'abbiamo consegnata prima del termine di ultimazione che avevamo programmato. E comunque le date assolutamente le ha riferite e quelle sono. Allora andiamo avanti. Buongiorno signor Sindaco, a Catania occorrerebbe togliere erbe e piante che ostruiscono molti marciapiedi, gli stessi in via Passo Gravina Alta, Fasano, sono impercorribili, cioè i marciapiedi, no? E anche con i passeggini, queste sono anche mamme che ovviamente... E che hanno ragione, questa peraltro è un'attività che dovrebbe competere alle aziende che eseguono la raccolta rifiuti, quindi adesso ne prendo atto perché non mi ero accorto di questa condizione e lo segnalerò perché si provvede. Cioè è competenza loro? Sì, no? Allora... Lo sfalciamento in alcuni punti è competenza delle ditte che seguono il servizio di pulizia, per altre parti è competenza di multiservizi, ma quella su marciapiede credo che riguardi le ditte che seguono il servizio di raccolta. Interessante, scopriamo cose nuove continuamente. Siamo quasi verso la fine, ma non so se la regia... L'ultimo è questo. Mentre il sindaco prende nota, vedete che... No, invio già i messaggi per provvedere. Grazie, ci fa molto piacere. Signor Sindaco, parcheggio selvaggio all'uscita asse attrezzato su Corso Indipendenza, la saluta Giuseppe. Quindi parcheggio selvaggio asse attrezzato Corso Indipendenza. E se interveniamo lì perché ci sono gli ambulanti che di fatto determinano dei tappi, ci insultano perché noi non consentiamo ai padri di famiglia di incassare 10 euro, ma comunque dobbiamo intervenire. Molto spesso la si forma anche all'uscita del Boggiolera, questo ulteriore ingombro che impedisce i fluidi del traffico, però me ne sono accorto più volte e adesso credo, se non ricordo male, credo che abbiamo destinato noi una pattuglia della polizia locale su Corso Indipendenza. Comunque uno dei temi che affronterò con uno dei nuovi 4 assessori, in questo caso il dottore Coppolino, visto che ci vedremo domani per parlare un po' di strategia complessiva, gli sottoporrò anche questa urgenza. Ci fatto sapere con molto piacere. Grazie Sindaco per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito e adesso continuate la programmazione su Telecolor. Buona giornata.